Questa settimana Paola Martini ha incontrato l'onorevole Gianluca Forcolin. Vediamo insieme di che cosa hanno parlato. Onorevole Forcolin, è della scorsa settimana la notizia che si voterà il 6 maggio di quest'anno. Naturalmente per le amministrative e non le politiche, ma lei è anche sindaco e sindaco di Musile. Allora qualche sua opinione sulla prossima campagna elettorale? Beh, abbiamo il dato, ormai ho la data, del 6 maggio prossimo, siamo in scadenza elettorale, quindi del primo mandato, il sottoscritto è candidato e ricandidabile in quanto un solo mandato è stato fatto e quindi ricordiamo anche che è possibile fare 2 mandati, quindi è il candidato per ovviamente il gruppo Lega Nord di Musile che sta lavorando appunto da 5 anni in coalizione con la PDL di Musile e quindi stiamo un attimo aspettando i congressi dei colleghi di viaggio per capire un attimo poi le dinamiche future, ma insomma siamo in prossimità di voto. Lei parla dei congressi dei colleghi di viaggio, ma c'è la posizione della Lega a livello nazionale che dice andiamo da soli. Sì, c'è questa questione aperta sicuramente a livello nazionale e anche per le amministrative, però è anche vero che io ritengo che fino all'ultimo si debba guardare sul territorio le persone soprattutto che hanno voglia di lavorare e che vogliono lavorare per i cittadini e quindi indipendentemente dalle bandiere io credo che oggi c'è bisogno di far squadra. Noi nel 2007 ci siamo presentati ai cittadini con una lista civica che era Noi di Centro Pensiamo Musile e al proprio interno aveva la Lega Nord, il PDL, ma aveva anche dei gruppi e degli altri appartenenti politici che ci hanno supportato e quindi ritengo che comunque sia un gruppo di persone che ha lavorato per Musile. Su questo dovremo confrontarci. Mi pare di capire che lei dà un giudizio molto positivo alla sua esperienza con questo gruppo di amici, colleghi, compagni. Beh, le vicissitudini di percorso ci sono sempre, ci sono state tante campagne elettorali, quindi è chiaro che ognuno poi ha il proprio campanile, però ritengo che oggi i cittadini vogliono vedere una squadra che lavora, soprattutto una squadra competente, per cui io andrei oltre alle bandiere politiche di appartenenza per dire squadra che vince non si cambia, mettiamoci d'accordo, vediamo un attimo quali sono i punti importanti per Musile da qui ai prossimi 5 anni, soprattutto in una vicissitudine che è cambiata, un volto che è cambiato di Musile per le problematiche anche socio-economiche, quindi vediamo un attimo di trovare queste soluzioni oggi. Certo, io la fermo un momento sui punti importanti. Uno mi pare che sia appena stato approvato in Consiglio Comunale e è il PAT. Il PAT è uno strumento importantissimo, il piano di assetto territoriale dà e darà quello che sarà la linea guida per Musile, per questo territorio, per le strategie del nostro comune da qui ai prossimi 10 anni. Credo che abbiamo colto tutte quelle iniziative e quelle questioni che i cittadini in questi 5 anni di mandato ci hanno chiesto, ossia di poter contemperare un ambiente sano, salubre e quindi abbiamo eliminato per esempio tutti quelli che sono i vincoli degli allevamenti che erano in essere, li abbiamo finalmente dismessi e si potrà anche tenere appunto un tono di vita e una vivibilità sicuramente maggiore e dall'altra parte abbiamo accolto soprattutto quelle istanze di 190 famiglie, vorrei proprio ricordarlo, che hanno chiesto di poter mantenere la propria abitazione, la propria residenza nel nostro territorio magari per i propri figli, a questi abbiamo dato priorità rispetto a un piano regolatore precedente magari che aveva toccato più la speculazione, la massificazione e quindi il cemento a tutti i costi. Noi invece vogliamo una Musile vivibile a misura d'uomo con case e con giardino. Bene, il secondo punto, lei prima ne accennava, è la cambiata situazione sociale un po' di tutto il paese, naturalmente anche di Musile, toccato dalle crisi. E in merito a questo allora Musile come sta reagendo alla crisi? Musile sta reagendo, il sindaco di fatto sta diventando quasi l'ufficio del collocamento purtroppo, questa è un'amara consolazione alla quale dobbiamo purtroppo però reagire e dare la possibilità attraverso tutti quegli strumenti e quella spallata, quell'appoggio morale anche che può l'amministrazione attraverso i propri uffici dare in una sorta di collaborazione appunto reciproca. Su questo stiamo investendo tutte le nostre energie soprattutto con il sociale e quindi quello che possiamo fare, la nostra virata da parte del bilancio comunale è sicuramente verso il sociale, verso le famiglie in difficoltà e credo che anche attraverso il PAT si possa dare comunque una mano per un riavvio appunto anche di questa situazione. Ecco, ma volevo capire, il numero delle famiglie in difficoltà è aumentato? Il numero delle famiglie è aumentato proprio in conseguenza della diminuzione dei posti di lavoro, per cui di fatto stiamo collaborando, stiamo cercando di mettere in piedi tutte quelle sinergie, non solo comunali ma anche sovracomunali,
comunali per mettere in rete e per dare un po' di ossigeno appunto a queste difficoltà. Cambiamo argomento, crisi purtroppo se ne parla tanto perché è un dato reale, ma adesso parliamo magari di San Valentino, che è una festa che per Musile è veramente di certo. lunga È tradizione. il nostro patrono d'altra parte, quindi siamo ormai in procinto, sono passate le festività natalizie, siamo già vicini a San Valentino, stiamo organizzando un ricco San Valentino che durerà quasi 15 giorni, perché partirà dal 10 di febbraio e arriverà dopo l'ultimo giorno appunto di Carnevale, quindi arriverà fino al 22, in mezzo tanti eventi, e quindi modo di stare insieme in piazza con i musilensi e non solo, per questa festa, come diceva, è il nostro patrono, è anche un po' la rievocazione appunto della festa delle arance. Vuoi ricordare un po' alcuni di questi eventi? Sì, ci saranno la domenica in piazza con un banchetto e con un trenino che andrà a visitare anche diciamo, attività enogastronomiche del territorio, quindi non solo quelle centrali. Ci sarà come sempre gli intrattenimenti, diciamo, con le giostre e tutti i divertimenti per i ragazzi in centro. Ci sarà sicuramente la vendita delle arance, che è un po' anche la tradizione di questa festa. Ci sarà la coppia più longeva, quindi di innamorati da premiare, tutta una serie di iniziative che ci porteranno fino ai carri mascherati del lunedì 20 e poi appunto l'ultimo giorno di Carnevale, il martedì, per poi arrivare appunto alla chiusura di questo evento, quindi tante giornate da passare insieme in Piazza Musile. E allora un invito a tutti, non solo ai musilensi ma anche San Donatesi, Raclensi, Tutto il Basso Piave è invitato a Musile con la nostra festa e a mangiare le arance. Bene, grazie Sindaco. Grazie a voi.